nuova rubrica riferita al dizionario boerio e a parole che ho descoperto. La parola è un culo che voglio parlare e è una divisa inter, sarà interistione forse. E la parola è Aida, che anche il dizionario online gaipin.com e dice avanti, pronti, sbrigati, facciamo presto, come significare. Invece il dizionario di Giuseppe Boerio diceva voce da noi usata per eccitare altrui ad affrettare o proseguire il cammino, quasi dicendo va là, va avanti, va via, sbrigati, vanne. S'usa non meno nel significato di addio. Se non vi piace, Aida, se non vi piace non me ne importa, non me ne cale. If you don't like, I don't care about that. Si vous n'aimez pas, je m'en fiche. Parafrasare altri esempi, tipo questo, mangeremo la cena 4 scuglieri de panada, dopo metti cotti e Aida. Vabbè, poi l'ho scritto in un modo moderno. Mangeremo per cena 4 scuglieri di panada, dopo metti cotti e salta, quasi come per dire e salta in letto, mentre se ne fregare così basta, nient'altro. E qua infatti dice mangeremo a cena 4 cucchiaiate di pappa, 2 mele cotte e salta, quasi dire e salta a letto. E vale così basta, nient'altro. We will eat 4 spoonfuls of bad soup, 2 cooked up apples and sauté for dinner, almost as to say, and jump to bed, and this means that's enough, nothing else. In francese, nous mangerons 4 cuillères de soupe de pain, de pain cuite et sauté pour le dîner, presque pour dire et sauter au lit, et cela signifie s'assoufir rien d'autre. Poi c'è Aida. Sta cosa significa ancora in 3 modi familiari da via sbignare. E poi dopo Aida, e dopo se sbignà, cioè se fusio, prima che il podea. Questa voce significa ancora 3 modi familiari da via svignare. E poi dopo Aida, e dopo svignò, cioè fuggì con prestezza. Aidar, se Dio Maida, anzi, perché qua c'è accento, modo antico e specie di affermazione, affemia per Bacco, se Dio mi salvi e mi aiuti. Ecco, se Dio Maida, anzi il manner and kind of affirmation, good events for goodness sake. In francese, se Dio m'aida, manière ancienne et sorte d'affirmation, bon Dieu pour l'amour de Dieu. Ecco, poi andando per quanto riguarda gli aggettivi e i verbi riguardanti l'azione da aiutare, aiutar si dice, o aiutare, in Veneto si dice, una volta appunto si diceva Aida per dire aiuto, e quindi qua traduce come aid, ma forse sarà anche help, e in francese aid. Con l'accento sulla I, termine antico aita, aiuto. Aidar voleva dire aiutare, help ed. Quindi questo è quello che riguarda questo sia avverbio che
cosa se sto qua, ma è un nome maschile singolare, Aida, che nel senso di aiuto, e il verbo invece del verbo aiutare, che una volta si diceva aidar. E può darsi che si può incattare anche in qualche opera letteraria, di sicuro si troverà. Dunque se vi piace sto mette mi piace, se sta un attimo lungo, ma appunto perché volevo mostrare appunto sto termine, sta espressione qua che è molto importante secondo me, e storica, che si usava in letteratura. Dunque se vi piace sto mette mi piace e iscrivetevi se vuoi, e se vediamo la prossima parola. Ciao, Bolerio.